Time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Per le spiagge, per le rive di Trieste, suona e chiama di San Giusto la campana. L'ora suona non lontana, che più schiava non sarà. Le ragazze di Trieste cantan tutte con ardore. Oh Italia del mio cuore, tu ci vieni a Abbracci fiori e rose la marina, la campana perderà la nota destra. Su San Giusto sventolar vedremo a festa il vessillo tricolor. Le ragazze di Trieste cantan tutte con ardore. Oh Italia del mio cuore, tu ci vieni a le ragazze di Trieste cantan tutte con ardore. Oh Italia del mio cuore, tu ci vieni a liberare. Grazie cara Sveva, avete ascoltato Luciano Pavarotti con La campana di San Giusto, incisione del 1984. Questa è stata una grande canzone molto sentita negli anni della Grande Guerra, quando Trento e Trieste servivano all'Italia irredenta e soprattutto quando 600.000 ragazzi venuti da ogni parte d'Italia hanno combattuto e sono morti perché ci fossero gli italiani nell'Istria, dove tra l'altro erano già lì dal tempo della Repubblica di Venezia. Oggi è il 10 di febbraio, 350.000 sono stati i profughi cacciati dall'Istria, circa 11.000 i morti, buttati nelle foibe dai comunisti titini. E la sinistra italiana non ha mai chiesto scusa, soprattutto per un gesto, forse il più infame, fatto dai ferrovieri comunisti di Bologna. Quando arrivarono i treni con gli esuli istriani alla stazione di Bologna Centrale, la distribuzione di latte in polvere, perché siamo nel 1947, figuratevi, la distribuzione di latte in polvere non si fece e il latte venne buttato sui binari della stazione. Questo perché gli abitanti dell'Istria, gli esuli istriani, erano considerati tutti quanti dei fascisti e basta. E questo ha portato qualche coglione, lasciate che io lo definisca così, qualche giorno fa sulla foiba di Basovizza a scrivere "questo è un pozzo" e a parlare, a blaterare di antifascismo. Nessuno di quelli che il 25 aprile sono pronti a sfilare in ogni modo luoghi a dirti che tu sei libero di pensarla come loro, grazie solo a una parte dei partigiani, non a tutti i partigiani, non agli alleati, non al ricostituito esercito italiano e così via. Bene, quelli lì sono stati tutti zitti e muti. Allora noi questa sera vogliamo ricordare questi italiani che sono nostri fratelli e li ricordiamo anche perché tanti italiani d'oltremare sono stati cacciati dalle loro terre, pensate ai libici, gli etiopi, gli asmarini,
quelli venuti dalla Somalia e così via. Ma la violenza che è stata inferta ai nostri fratelli istriani, l'omicidio di massa, lo sterminio, il furto delle loro case, delle loro proprietà, che grida ancora vendetta dopo più di 80 anni, beh, tutto questo, nel mio cuore almeno, li rende un passettino, un pelo più avanti degli altri, che sono anch'essi dentro il mio cuore. E oggi noi abbiamo il dovere di ricordare tutto questo. Per le ragazze di Trieste, per la campana di San Giusto, per tutti quelli di Parenzo, di Pola, di Fiume, di Zara e così via. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna. Questa è la puntata numero 933 del 10 febbraio 2025, lunedì. Cominciamo subito. Quali sono i nostri soliti caveat? Date il sangue. Secondo, visitate radiolibertà.net, che è diventato un quotidiano online, impossibile perderlo. E adesso diritto al rovescio con Pierluigi Magnaschi. Sveva, buon lavoro a te. La prima telefonata fra Trump e Putin sulla guerra in Ucraina c'è stata. La notizia è stata fornita dallo stesso Trump in un'intervista al New York Times. Trump infatti vuole ripetere con l'Ucraina lo stesso successo che ha avuto con la tregua nella striscia di Gaza e usa lo stesso identico metodo, basato sul bastone e sulla carota. Trump infatti sa che Putin è in grave difficoltà. La guerra che voleva vincere in 3 giorni è ancora aperta dopo 600 giorni e ogni giorno che passa muoiono centinaia di suoi giovani. Per indurre Putin a più miti consigli, Trump può inoltre minacciare l'arma dell'inasprimento dei dazi, delle ritorsioni finanziarie. Dall'altra parte, per cercare di ridurre le pretese di Zelensky, Trump ha invece l'arma della riduzione o addirittura del blocco degli armamenti. In tutto questo c'è la totale assenza dell'Europa, che in questo conflitto ha pagato tanto ma non conta niente. E rieccoci sempre sulle magiche onde di Radio Libertà, sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Adesso noi ci prepariamo al Qui Parlamento di questa sera, perché questa sera abbiamo con noi l'onorevole Alberto Gusmeroli, telefono permettendo, sulla proposta di rottamazione delle cartelle. Allora, tra l'altro nel weekend ci sono state delle sorprese, per cui sarebbe interessante colloquiare con lui di questa cosa. Nel frattempo ci diamo un po' di tempo su questa vicenda. Vi ricordo quali sono i nostri contatti a proposito: 340 670 9659, se avete voglia di intervenire attraverso la Zappa o il WhatsApp, oppure 029294 7222 se volete intervenire attraverso il telefono. La puntata di stasera si preannuncia molto calda, soprattutto alle 18.35. Alle 18.35 con Anna Cisint avremo una conversazione sul tema del niqab e in particolare su quanto è successo all'Istituto Sandro Pertini di Monfalcone, la sua città che lei ha così dignitosamente amministrato per 2 mandati. E in particolare sapete che è successo un fatto. Il fatto è che delle studentesse pakistane, bangladine, perché lì c'è una forte comunità del Bangladesh, bene, queste studentesse hanno ben pensato di presentarsi a scuola con il niqab, coperte, velate col cencio, come lo chiamava Oriana Fallaci, dalla testa ai piedi, e quando qualcuno ha chiesto loro ma perché, la risposta è stata: è la religione. La cosa più incredibile è che purtroppo noi ci troviamo a commentare questa notizia nel momento in cui, diciamo così, il liceo
come possiamo dire, cede a queste pretese, perché le ragazze arrivano a scuola, vengono viste da un insegnante della loro classe, il quale ha il diritto di alzare il velo, verificare che sotto il velo ci sia la studentessa giusta e poi possono entrare in classe. Ecco, tutto questo lo sentirete dalle parole dell'onorevole Cisint. Tutto questo è sottomissione, soprattutto la onorevole Cisint sta pensando di scuotere anche l'Europa su questo tema, non soltanto la proposta di modifica alla legge reale del 1975, ma anche molto altro. Ma di questo ne parleremo alle 18:35. Adesso qui Parlamento. Ah, lo mandiamo tra un minuto, va benissimo. Intanto però mandiamo pure la sigla, che così ci avvantaggiamo. Qui Parlamento. Orbene, l'ospite di questa sera è l'onorevole Alberto Gusmeroli. Non abbiamo avuto la possibilità di entrare in contatto la scorsa settimana, ma questa sera dovremmo riuscire ad avere un colloquio con lui a proposito della possibile rottamazione quinquies. Buonasera onorevole, ben trovato. Buonasera, buonasera, un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà, grazie per l'invito. Senta, venerdì io e Lorenzo Viviani tra il serio e il faceto abbiamo proposto la sua canonizzazione in vita per la rottamazione quinquies. Però Dobbiamo portarla a casa. però infatti domenica ero alla stazione e ho ricevuto una mazzata proprio nel mezzo della fronte. L'emendamento al milleproroghe è stato dichiarato inammissibile. E adesso, onorevole, che cosa si fa? Perché il padre di questa misura è lei. Allora, noi lo sapevamo che sarebbe stato dichiarato inammissibile, l'abbiamo depositato nella lontanissima ipotesi che non accadesse, ma in ogni caso per sollevare il tema. Cioè avevamo e abbiamo una proposta di legge del sottoscritto, a prima firma del sottoscritto, ma è firmata da tutti gli economici della Lega, depositata il 27 di novembre. Poi quella proposta venerdì scorso è stata depositata anche al Senato, quindi Matteo Salvini si sta impegnando al massimo per convincere gli alleati della bontà della proposta, che è veramente risolutiva di tutto il passato di milioni di italiani, perché stiamo parlando di 120 rate mensili tutte uguali. Quindi si supera la criticità dei megaconti, l'ultima rottamazione aveva di fatto il 20% di anticipo, quindi uno che ha degli arretrati molto elevati non riesce a pagare il 20% in 2 mesi. In più dimenticavi una rata o la ritardavi di un giorno, perdevi tutto il beneficio, quindi era anche molto punitiva, così le vecchie rottamazioni. Quindi noi invece abbiamo superato tutti gli aspetti, 120 rate mensili tutte uguali, e poi praticamente se ritardi o non paghi 8 rate, allora perdi beneficio, che poi è la ratizzazione lunga e il fatto di non avere né sanzioni né interessi. Certo, però appunto 8 rate significa avere una certa disponibilità, una certa possibilità di muoversi. No, 8 rate non pagate. Sì, certo. Invece adesso con un giorno di ritardo hai perso tutti i benefici, e tra l'altro è talmente punitiva che non ti fanno neanche una rateizzazione normale. Cioè, quindi uno che ha perso la rottamazione perché appunto ha dimenticato una rata o l'ha ritardata di un giorno, praticamente non ha altre strade che subire pignoramenti, chiudere, fallire. Il concetto ed è il motivo per cui sta perorando questa causa all'infinito, perché la politica deve stare vicino alla gente, vicino alle difficoltà della gente. Senta, Matteo Salvini tante volte ha detto cerchiamo di metterci d'accordo, io in quanto cittadino ti posso dare questi soldi, tu Stato li prendi e chiudiamo qui la partita. Ecco, sicuramente una nuova rottamazione è già qualcosa, ma si può arrivare a un saldo e stralcio di questo genere, che non è un condono, precisiamolo.
Ma allora sfondate una porta aperta, almeno nel sottoscritto e nella Lega. Il problema è che già questa rateizzazione lunga delle sole imposte, senza sanzioni e senza interessi, come vedete, ha delle difficoltà di raggiungimento di un accordo. Figuriamoci saldo e stralcio, ecco. Quindi voglio dire, noi ci proviamo. Matteo Salvini si è messo in prima persona la scorsa settimana, venerdì ha fatto una conferenza stampa in cui ha messo tutto il suo peso politico. Abbiamo il ministro dell'economia Giorgetti, che anche lui si sta impegnando al massimo, cioè ovviamente bisogna che tutta la coalizione di centrodestra, che ha nel programma elettorale questi temi, peraltro, sia d'accordo, sia all'unisono, però stiamo parlando di milioni di cittadini, stiamo parlando di tantissime famiglie, stiamo parlando di artigiani, commercianti, liberi professionisti, dipendenti e pensionati, con anche perché ci sono pensionati che gli hanno pignorato la pensione, dipendenti un quinto dello stipendio, cioè io credo che quest'Italia debba considerare queste cose quando queste cartelle, questi arretrati di imposte e contributi colpiscono milioni e milioni di persone e quindi di famiglie, devono essere aiutati, ecco. Quindi noi ce la stiamo veramente mettendo tutta. Molto bene. Senta, quanto tempo ci vorrà secondo lei per avere questa nuova rottamazione? Ma se si trova la quadra è anche veloce, nel senso che se si riesce a raggiungere un accordo sulla misura, che comunque non può essere un palliativo. Noi abbiamo visto 4 rottamazioni e dove hanno stanziato delle cifre e ne hanno incassate molto meno. Perché? Perché avevano tutte delle criticità. La prima rottamazione di Renzi era 18 mesi. Quindi come si faceva a pagare tutto l'arretrato in così poco tempo? Quindi l'ultima rottamazione aveva il 20% di acconto. Come faceva uno che aveva degli arretrati a pagare il 20% in un colpo solo? Quindi questa supera tutte le criticità. Se si raggiunge l'intesa su questo si aiutano milioni di italiani. In più devo dire che lo Stato, ed è il punto su cui si soffermano in pochi, cioè se tutti quelli che hanno partecipato alle rottamazioni precedenti, ovviamente quelli che non ci hanno partecipato vale lo stesso concetto, ma quelli che hanno partecipato sono riusciti a pagare la rottamazione, ma hanno lasciato indietro le tasse dell'anno e i contributi dell'anno. Dopo 3-4 anni di rottamazione, quindi con tutte le rate, a quel punto si ritrovano di nuovo da capo con 4 anni di imposte e contributi arretrati. Questa rateizzazione a 10 anni supera questo aspetto, cioè non solo lo Stato recupera il pregresso, ma incassa di più le imposte dell'anno, e quelle sono imposte molto importanti perché l'anno successivo possono essere destinati a diminuire le imposte a tutti. È un ragionamento che deve essere assolutamente tenuto in considerazione se si vuole aiutare gli italiani, ma aiutare anche il bilancio dello Stato. Certamente. Onorevole, il nostro tempo è finito. Io però la ringrazio del suo tempo e della sua chiarezza. Grazie. E per la bravura con cui affrontate questi temi, che sono temi che riguardano veramente, veramente tanti italiani. Va Grazie. bene? Grazie ancora e buona serata. Sigla. Qui Parlamento. E adesso George Michael, Freedom 90 del 1990, tra poco. Please don't give me up, 'cause I would really, really love
schoolgirl's pride and joy, and I guess it was enough for me. In the race, pretty face, brand new clothes, and a big fat place on your rock and roll TV. The way I play the game is not the same, no way. And I wanna get myself happy. I think that's something you should know. I think it's time I told you so. There's something deep inside of me. There's someone else I've got to be. Take back your picture in a frame. Take back your singing in the rain. Hope you understand. Sometimes the road do not make the man. All we have to do now is take these lives and make them true somehow. All we have to see is that I don't belong to you and you don't belong to me. Yeah, yeah, freedom. 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 You got to give what you say. Freedom. 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 You got to give what you say. Heaven knows we sure had some fun, boy. Why can't just a buddy me? Why can't just a buddy me? A te la linea, Antonino. Grazie Sveva, le 18:35 minuti e 34 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Avete ascoltato George Michael con Freedom 90, noi la sogniamo anche per gli ostaggi israeliani, al momento ne sono tornati soltanto 17, anzi 16 su 33. Hamas ha annunciato una mezz'ora fa che in base a quelle che ritiene essere ripetute violazioni dell'accordo di cessate il fuoco con Israele, per il momento viene sospesa la restituzione di qualunque ostaggio. Lo Stato di Israele ha fatto sapere di essere pronto a qualsiasi scenario e che le forze armate sono messe in stato di massima allerta. Detto questo, adesso noi veniamo a Monfalcone, dove appunto le ragazze di religione islamica si presentano con il cencio, come lo chiamava la Fallaci, a scuola e nessuno dice niente, o meglio, c'è qualcuno che dice come. E Anna Cisint, già sindaco di Monfalcone, oggi eurodeputata, che ha parlato con me. Se date anche un'occhiata tra non molto su radiolibertà.net, trovate anche un pezzo di supporto a questo colloquio che abbiamo avuto. Grazie Beppe, e intanto andiamo con l'intervista. Vai pure Sveva. Stasera è tornata a trovarci la già sindachessa di Monfalcone, oggi europarlamentare, Anna Cisint, che io voglio ringraziare per la cortesia e la disponibilità, perché oggi è veramente un'intervista tirata per i capelli del tempo, proprio perché ne abbiamo pochissimo, quindi grazie già da adesso per la disponibilità. Grazie a lei e buonasera a tutti. Onorevole, senta, ma qui abbiamo letto nei giorni scorsi dei report assurdi sull'istituto Sandro Pertini di Monfalcone, dove le studentesse di religione islamica si presentano col niqab, c'è qualche professore all'ingresso di scuola che gli alza il velo, le guarda, le riconosce e loro possono entrare. A chi ha chiesto a queste ragazze, beh, ma perché fate così? La risposta è stata, è la religione. Lei, tra l'altro, non ha nascosto anche, posso dirlo, il suo dispiacere, perché lei, se non sbaglio, ha fatto un post, ora non ricordo se su X o Facebook, in cui diceva: quando siete venuti da me a dire che dobbiamo collaborare, dobbiamo essere inclusivi, eravamo tutti d'accordo. Dopodiché mi avete preso in giro con questa storia del niqab. Più o meno il senso era quello. Ecco, e ora che si fa? Ma allora, intanto devo dire che è un atto di profonda sottomissione ed è impossibile non procedere rapidamente, come dicevamo anche con gli amici della Lega che sono al Parlamento, con una norma chiara che
a differenza dell'ormai datata legge del 75, la 152, che prevedeva per motivi di sicurezza che non si dovesse girare con il casco, ma prevedeva un salvo giustificato motivo che il Consiglio di Stato ha ritenuto essere anche confacente a motivazioni religiose e culturali, permettendo quindi la possibilità alle donne, ragazze in questo caso, di utilizzare il velo integrale. Noi con questa proposta di legge diciamo adesso basta. Il velo integrale negli anni è diventato una manifestazione sempre più evidente di radicalizzazione, va combattuta per la dignità dell'essere umano, della persona, come peraltro sostiene anche la Corte dei diritti umani europei e come la nostra Costituzione, anche a difesa dei valori italiani, dei valori della nostra Costituzione. E poi è arrivato il momento di porre le basi anche per dire con chiarezza che non è così che si fa integrazione. Quindi se tu vieni in Italia e nessuno ti obbliga a venire, questa è una norma importante e devi rispettarla, cosa che molte donne non fanno, perché la verità vera è che quella falsa, ipocrita libertà che viene raccontata non esiste. Non esiste, perché io da sindaco lo posso testimoniare in maniera inequivocabile. Le famiglie islamiche, sono sempre più numerose quelle che hanno imboccato questa strada, i centri islamici, quelli che al pomeriggio si ritrovano e fanno scuole coraniche magari all'interno delle case, loro dicono con chiarezza che una bambina, una ragazza è bene che porti il velo integrale perché così si abitua. Gli imam, a me personalmente, hanno detto pure ma tanto è importante che le famiglie e anche i centri islamici spieghino come si diventa delle brave musulmane. Ecco, quindi dall'origine, da quando nasci, purtroppo questa pratica assolutamente vigliacca, ma io dico anche non è soltanto di sottomissione della donna, è anche riferita al considerare una donna un oggetto sessuale, per quello ti devi coprire integralmente, debba terminare. Questo è un momento buono per dire questo basta e farlo diventare una realtà, perché le ragazzine del Pertini non sono le uniche. Io sono anni che denuncio il numero crescente di donne giovani, di ragazze con il velo integrale, con questi vestiti che in Francia sono già stati aboliti, perché ovviamente danno una dimensione dell'idea culturale demenziale che ci sta sotto, no? Ecco, quindi velo integrale uguale sottomissione, va combattuto, va approvata quanto prima questa norma che noi abbiamo peraltro presentato con una proposta di legge a primo firmatario Iezzi, che dice chiaramente che va tolta dalla norma precedente il salvo giustificato motivo, introduce il reato di costrizione di occultamento del volto, ne pone delle deroghe logicamente, però fa diventare anche l'Italia finalmente un paese rispettoso di tutti, anche degli italiani se vogliamo, perché guardi, in questo periodo delle ragazze del Pertini mi hanno detto ma devo star seduto a chi di una ragazza di cui non conosco neanche la fisionomia del volto. Ecco, quindi è arrivato il momento di essere meno buonisti, la sinistra ci ha distrutti da questo punto di vista, ma finalmente stiamo velocemente recuperando e mi aspetto che su questo la nuova norma ponga le basi perché non ci sia più discrezionalità in nessuna scuola, in nessun ospedale, in nessun luogo pubblico. Ecco, posso porle una domanda? E le femministe, quelle che vanno in piazza con l'asterisco e la schwa, non hanno detto niente guardi, di questa cosa? A lei che hanno detto? Ma io, per dire la verità, sono stata considerata in questi anni in cui ho combattuto questa situazione, ho combattuto quella delle spose bambine, anche del non rispetto della legge italiana, di alcuni centri islamici ad esempio. Io sono stata catalogata dalle femministe, dagli islamici radicali e dalla sinistra come razzista e mi hanno minacciata di morte in maniera
importante molte volte, non ho arretrato e non arretrerò neanche di 1 millimetro logicamente, però le femministe sono scomparse, sono capaci di fare le battaglie per il nulla cosmico oggi. E il vero patriarcato è nell'Islam, dove il papà ha la proprietà della ragazza, che poi passa di proprietà al marito quando si sposa, un matrimonio che generalmente viene deciso dal papà, dai genitori, dal papà principalmente, dove non lavora quasi in tutte le comunità, diciamo, sicuramente quelle pakistane, quelle bengalesi e molte altre. La donna non lavora, accompagna i figli a scuola, non conosce l'italiano. Ecco, questa è la vera verità, e su questo la battaglia ormai la stiamo facendo noi della Lega principalmente, e mi auguro tutta la coalizione che governa, perché è ormai urgente. È urgente perché oggi come oggi corriamo un rischio gigantesco. Non si deve parlare di religione, si deve parlare di sottomissione, perché è inutile tirare in ballo concetti come l'identità, la ricerca interiore. Ho letto delle cose assurde, sono delle baggianate, in realtà è una disumanizzazione questa. E peraltro a basi politiche, non religiose. Esatto, esattamente. No, ma infatti ha ragione, la base è politica, culturale, tant'è vero che molte delle ragazzine, queste ragazzine che dicono di essere libere, invece i genitori, le nonne non portavano il velo integrale. È un pericolo non da poco che stiamo correndo, ma le dirò di più, che c'è un pericolo ancora più generale, che è quello del non rispetto delle leggi italiane. Perché purtroppo ho ascoltato più interviste, anche una di queste ragazze, ma in generale ovunque, non è un problema solo di Monfalcone, mi scrivono da Marghera, Mestre, dalla Liguria, mi hanno scritto da Roma, mi scrivono da ovunque, perché in realtà queste persone talvolta alla domanda ma se viene approvata una legge e non ci sarà più la possibilità di utilizzare il velo integrale, no? Beh, cosa farete? E alcuni hanno detto torniamo al nostro paese, e a noi sta bene questa risposta, perché se tu non accetti la mia legge non puoi rimanere qua. Ma altri hanno detto, beh, anche se la legge prevedrà il divieto dell'utilizzo del velo integrale, io lo userò, perché l'altra cosa da dire e di cui preoccuparsi, lo dico perché io le ho viste in questi anni, è questa, cioè davanti a una norma che si contraddice, la norma coranica, se contraddice la legge italiana, i radicalizzati scelgono l'applicazione della norma coranica difforme dalla legge italiana, capisce? Sì. Ecco, allora questo è un pericolo ulteriore, generale e molto grave. Senta, le voglio leggere alcune cose che ha scritto il sociologo Luca Ricolfi, che certo non è ascrivibile alle idee della Lega o comunque di centrodestra, nel suo ultimo libro Il follemente corretto. Lui dice questa cosa a proposito del velo. Nessun europeo sano di mente si indigna, si offende, si turba se visitando un paese a maggioranza musulmana incorre in simboli, riti o celebrazioni di quel credo. Semplicemente prende atto che in quel paese la maggioranza aderisce a una religione diversa da quella prevalente in Europa. O vogliamo essere così etnocentrici, presuntuosi e pure un po' razzisti da pensare che i non europei siano incapaci di fare quel che con grande naturalezza facciamo noi, ovvero accettare che ogni popolo ha le sue tradizioni e tutto il diritto di seguirle? Ed ecco che allora dobbiamo cambiare la domanda: perché nelle nostre raccomandazioni presumiamo che i musulmani possano offendersi, turbarsi o non sentirsi al sicuro? Lo chiedo a lei. Ma guardi, c'è un ragionamento una domanda che mi sono fatta molte volte e riguarda il popolo. La domanda che mi sono fatta è questa: ma perché io mi tolgo, lei e molti di noi devono togliersi da questo ragionamento, ma perché una certa parte del nostro popolo non ama la nostra storia, la nostra identità, la nostra tradizione, il nostro essere occidentali, tutto ciò che è successo e che ci ha costruiti, ci ha fatto diventare questo popolo? Bella perché domanda. La retromarcia, l'apertura, l'accettazione passiva di tutto, e un po' torniamo a quello che mi ha detto quella ragazza quando ha parlato
a 14 anni di minigonna, ha detto: ma perché io devo accettare che questa ragazza venga con il volto integralmente coperto e non ho scelto, e nella mia Costituzione non è previsto, io mi sento discriminata? E questo purtroppo la sinistra senz'altro ci ha condotti oggi ad una situazione in cui bisogna recuperare rapidamente anche l'orgoglio, la dignità, la spina dorsale e l'amore per quello che siamo. Condivido, bisognerebbe dirlo anche a quei pagliacci che sono andati a imbrattare la foiba a Basovizza, tra l'altro. Una Non c'entra con vergogna l'Islam, assoluta. ma... No, ma esatto. guardi, io ci abito a pochi chilometri, no? E quindi diciamo che noi sentiamo la giornata del ricordo in maniera molto forte. La sentiamo perché per troppi anni è stata negata la possibilità di raccontare ciò che è successo, di un popolo che ha avuto come unica colpa l'amore per l'Italia, l'idea che voleva rimanere italiano, e per questo dai comunisti titini è stato massacrato, violentato, ucciso, con situazioni aberranti, giovani, donne violentate, Norma Rossetto su tutte, uniti da sfili spinati e buttati vivi nelle foibe, in queste cavità profondissime, quando i comunisti titini sparavano al primo della fila e tutti gli altri cadevano e piangevano e si lamentavano per giorni prima della morte. Questo è ciò che è successo, di persone che sono scappate da territori che erano italiani perché volevano rimanere italiani, e di questo l'altro giorno, sabato, a Basovizza, qualche comunista, io non sottovaluto questo episodio, i comunisti hanno voluto umiliare un'altra volta il nostro territorio, l'idea del valore del nostro paese, capisce? E c'è qualcuno come l'ANPI che pure e la sinistra non hanno condannato questa gravissima situazione, quello che è accaduto. Ci sarebbe da chiedersi quale sia oggi il vero ruolo dell'ANPI in questo paese, visto e Ma non considerato c'è che non c'è da sicuramente. resistere contro niente. Ma guardi, l'ANPI, i partigiani di un tempo, questi di oggi io penso che sono la derivazione politica partitica, ecco, non credo che sia tollerabile e accettabile oggi ancora avere a che fare con i negazionisti, dopo quello che i comunisti titini hanno fatto a casa nostra, ai nostri fratelli, a persone che io conosco un'infinità di persone che sono scappate da Rovigno, da Pola, da Zara, hanno lasciato i loro beni, le loro case, le loro radici per rimanere italiani, e non vivendo situazioni semplici. E conosco ad esempio i parenti di Norma Cossetto. Noi abbiamo dedicato la scalinata del punto più a nord del Mediterraneo a Norma Cossetto, sono venuti i parenti a inaugurarla con noi, e ogni volta raccontano la situazione allucinante che a Visinada hanno vissuto, 18 persone che hanno violentato ripetutamente la Norma, e poi anche lei è finita in queste foibe come purtroppo troppi altre persone che avevano come unica colpa quella di essere italiani e di voler rimanere italiani. Senta, per concludere, lei sta andando a Strasburgo, cosa si può fare in Europa su questa questione del velo? Ma guardi, le dirò che in Europa in realtà noi, assieme anche alle mie colleghe, stiamo combattendo per i valori occidentali, per il rispetto del cristianesimo e dei diritti delle donne. Non dimentichiamo ciò che sta succedendo in Iran, in Afghanistan. In Afghanistan ad agosto hanno approvato una norma che dice che le donne in pubblico non possono parlare, non possono cantare. Se tu non tieni il velo in un certo modo finisci in galera e non ne esci più, e quindi anche questo, no? Questo battersi di persone, di donne, di ragazze, noi lo stiamo tutelando. Circa 2 settimane fa mi sono sentita di scrivere al commissario europeo, perché ritengo che ormai sia arrivato il momento di dare delle chiare direttive di che cosa significhi il rispetto dei diritti dei popoli e dei diritti umani. E del resto, se ci pensiamo,
la Francia, la Germania, l'Austria, la Danimarca, la Bulgaria, dal 1° gennaio anche la Svizzera, hanno delle norme nazionali che vietano l'utilizzo del velo integrale. Adesso è arrivato il momento di farlo in maniera chiara e utilizzabile. E guardi, mi sento di dire ancora una cosa e sfido la sinistra, perché in questi giorni, incredibilmente, dopo che mi hanno detto qualsiasi cosa, anche di una gravità estrema, in questi giorni la sinistra, perlomeno in Friuli Venezia Giulia, ma poi ho letto anche note di alcuni interventi nazionali, si è schierata, sta dicendo quello che sto dicendo da 8 anni dopo che mi hanno detto razzista per la stessa ragione per un'infinità di tempo. Bene, allora io li sfido a votare a favore di questa legge che vieterà l'utilizzo del velo integrale, perché è ora di togliere l'ipocrisia dalle parole. Dicono che sono contrari al velo integrale? Molto bene, allora la sinistra lo dimostri, concretamente voti la legge che la Lega ha ha presentato, e diceva l'onorevole Iezzi, che ho visto stamattina, verrà calendarizzata a breve, la votino convintamente, perché da quel momento non sarà più possibile girare nei luoghi pubblici con il volto integralmente coperto, ed è anche un modo per dire: noi non vogliamo che il nostro paese venga islamizzato, non vogliamo che il nostro paese diventi una succursale dei paesi radicalizzati. Non posso che essere d'accordo con lei, grazie. Grazie a lei e a tutti, buona serata. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Giovedì 20 febbraio torna il World Radio Day, l'evento radiofonico più grande d'Italia organizzato da Radio Speaker. Una giornata gratuita e aperta a tutti per festeggiare il mezzo più amato di sempre, la radio. Potrai fare networking, ispirarti e formarti con i professionisti del settore e le più grandi star della radio italiana. Giovedì 20 febbraio ti aspettiamo al Talent Garden Calabiana di Milano per il World Radio Day. Non fartelo raccontare, ottieni subito il tuo pass gratuito su worldradioday.it. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? A te la linea, Antonino. Grazie Sveva, apriamo brevemente il telefono 0292947222 se volete commentare questa intervista rilasciatami appunto dall'onorevole Anna Cisint sulla questione del velo nella scuola, l'istituto Sandro Pertini di Monfalcone, e vedete che in un certo senso forse sarebbe il caso di sentire anche da parte del ministro Valditara insomma che cosa si possa fare, perché certo è chiaro che lui non può fare molto trattandosi in realtà di una norma di ordine pubblico, quindi bisogna passare attraverso il Viminale, bisogna interessare il ministro Piantedosi, però certo siccome ogni anno bene o male si parla di un codice di condotta a scuola, bene o male si parla di un dress code eccetera eccetera, sarebbe il caso di dire chiaramente che se volete venire a scuola in Italia, se volete frequentare la scuola in Italia, la frequentate esattamente come tutti gli altri ragazzini. Pronto, chi è là? Sono io. Sì. Sì, carissimo Antonino. Poi Vittorio, dimmi. Ogni tanto vedi che ti telefono, Raro ma ti telefono. Io volevo capire una cosa. Nella Costituzione italiana c'è messo che noi dobbiamo avere il viso scoperto nelle fotografie, giusto? No, non c'è scritto nella Costituzione. Lo devo cercare, e ho visto che c'è. Quindi praticamente nelle carte d'identità loro hanno il velo davanti e non si vede chi sono. C'è stato tutto un dibattito su questa vicenda perché per esempio molti fanno l'esempio delle suore col velo che vengono fotografate col velo, ma in realtà il velo che viene usato dalle suore ha un significato religioso. Nel loro caso è prevalentemente politico e poi comunque in alcuni casi solo una parte come si dice, solo gli occhi vengono lasciati liberi e quindi in quel caso non gli si può dare
non si può accettare una carta di identità così, con una foto così, bisogna mostrare il più possibile il volto. Comunque dimmi Vittorio, perché No, io sono un questo po' è il stretto coi discorso. tempi. E non solo, a me mi ricordo nel governo Prodi, la Polleggino, va bene, riceveva la presidente dell'UCAI Islam d'Italia, e la riceveva al Parlamento regolarmente col burro. Quindi non è che fanno quello che ci vogliono loro, tutto quello che vogliono per loro è regolare la legge. Per gli altri invece diventano fascisti e razzisti, e ormai lo sappiamo queste cose. Solo questo volevo dire, non c'era altro. Vabbè, possiamo anche Grazie, uscire dal buona loro serata. piagnisteo, visto e considerato che se vieni qua è perché al paese tuo ci stavi male, quindi usi e costumi. Quando sei a Roma fai Siamo come i romani, leggi, dicono dalle nostre tutti. parti, caro Devi, Vittorio. se io vado là che faccio? Faccio quello che Appunto. voglio loro. Entro in moschea e mi ci metto con le scarpe, non ci posso No, stare. Mi ovviamente, devo perché è adeguare, quello allora che perché noi non spiegava siamo anche lo stesso così. professor Ricolfi. Ormai non c'è niente dove Quindi- arrivare, insomma, hanno rasentato il fondo, praticamente devono buttare a terra il governo con tutti i mezzi, leciti e leciti. La verità è questa, stiamo capendo perfettamente la situazione. Peggio per chi continua a dare il voto alla sinistra, tutto qua. Siamo noi no, certamente, niente. Grazie e ciao, buona serata. Grazie a te. Altra telefonata, pronto chi è là? Buonasera Ciao Antonino dal Veneto, Antonello. buonasera. Noi del Veneto siamo vicini poi a quelli del Friuli. Sì, lo so. Conosciamo bene la questione dei titini. Ho lavorato con delle persone che erano miei colleghi più anziani, che avevano proprio il retaggio di Zara della persecuzione che hanno ricevuto. Me l'hanno raccontate di tutti i colori. Boh. Ma proprio su questo punto, vedi, bisognerebbe che facessimo un ragionamento e ci sedessimo io, te, e nella terza sedia ci mettessimo Mattarella. E adesso ti dico il perché, l'ho detto anche questa mattina a un tuo collega. Ovvero, per aiutare, come dicevate nella intervista che hai fatto prima, il popolo del nostro paese a riconsiderare i valori propri, ecco, è stato istituito quel bell'atto che ha conferito alla Segre la possibilità di essere senatore a vita. È importante questo, è un segno di riconoscimento del danno anche che hanno causato gli italiani, che avevano tutti il braccio alto, sai, perché non me lo dimentico questo, negli anni 2025, 26, 27, tutto il popolo italiano quasi aveva il braccio alto, anche molti che sono diventati poi comunisti, tra cui l'ex presidente, lasciamo stare. E allora perché questo caro Mattarella non fa questo pensiero? Guarda, per aiutare la mia nazione a capire il danno causato da quello che è successo lì con le foibe, bene, io adesso nomino senatore della Repubblica anche qualcuno che ha vissuto quell'esperienza delle foibe, uno stretto parente, qualcuno che ha vissuto e ha visto e ha patito sulla propria pelle, come anche la Segre ha patito sulla propria pelle direttamente la cattività nazista. Non so se mi hai capito. No, condivido e ti dirò di più. Oltre a lui vorremmo un senatore che venga dall'Etiopia, uno dall'Eritrea, uno dalla Somalia e uno dalla Libia, dove Gheddafi nel 70 li ha cacciati tutti quanti dalla sera alla mattina. Ma non per una questione di revanchismo, per una questione, come dici tu, di memoria, e hai ragione. Ecco, questo è il primo punto. Il secondo punto, sulla questione di Monfalcone, dell'abito talare delle ragazzine. E poi con quelle ragazzine giovani bisogna avere anche un po' di pietà, perché sono soggette purtroppo alla non hanno tirannia. colpa. Esatto, e quindi su quello si possono chiudere non uno ma anche tutti gli occhi, ma non sui loro genitori e non sulle autorità che rappresentano. Io mi chiedo perché non viene coinvolto su questo argomento, per esempio, l'ambasciatore. Il signor ambasciatore di questo o di quel paese dove è imposta questa legge, perché su queste cose non viene chiamato a rendere conto? Perché vedi, anche sulla questione della sottomissione, ecco, sottolineiamo questo termine,
La sottomissione è un principio che anche il cristianesimo aveva. Non a caso i cristiani riconoscono che bisogna essere sottomessi a Dio, sottomessi all'autorità, sottomessi anche ai genitori. Sì, o però anche all'autorità attenzione, è un costituite. atto libero che Ma viene compiuto ecco, nell'ambito del libero arbitrio, esatto. che invece nell'Islam loro- non è previsto. loro- Tu ti devi esatto, il loro convertire a invece- prescindere. Ecco, il loro invece non è sottomissione, la loro è una schiavitù ad una tradizione politico-religiosa imposta da tiranni senza morale, senza principio. E qui la differenza sostanziale che bisogna sottolineare. Quindi, caro Mattarella e cara Presidente del Consiglio, convocate quegli ambasciatori di quei paesi che continuano a sostenere questo razzismo ideologico e chiedete conto a loro perché i loro abitanti che vengono nel nostro paese devono per forza essere obbligati a questo tipo di tradizioni neanche medievali, animalesche, le definirei io. Va Grazie bene. Antonino, buona continuazione. A buona te, giornata. grazie. Adesso mandiamo una pausa e torniamo subito. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Va ora in onda La Grande Città con Carla De Bernardi. Si può vivere anche a Milano, nel cuore della città. C'è tanta gente in giro per le strade, c'è tanta elettricità, sia tutto portata di mano. Non si scappa dalla realtà. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. Va bene, le 19.06, adesso Carla De Bernardi ci racconta le coppie famose del cimitero monumentale. Noi ci ritroviamo domani alle 18.05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi. A seguire, dopo Carla De Bernardi, Raffaella Carrà con Rosso, 1984. E ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. E allora, questa sera per la grande città torna Carla De Bernardi, che ringrazio per il suo tempo e la cortesia, ed è tempo di parlare niente proprio di meno che di coppie morte, perché si avvicina San Valentino, ci sarà anche lo sciopero dei mezzi, quindi dici un po'. Intanto mi scuso per averle chiamate coppie morte perché sembra una cosa irrispettosa. Però la questione è questa: io dal 2016, quindi da quasi 10 anni, io per San Valentino organizzo una passeggiata al cimitero monumentale. L'idea mi venne appunto nel 2016, ebbe grande risonanza mediatica, come si dice, perché nessuno aveva mai pensato di andare in un cimitero a festeggiare San Valentino. E da allora, tutti gli anni, organizzo questa passeggiata. Come ti dicevo prima, ne parlerà anche il Corriere, ne hanno parlato su diversi blog. È una passeggiata che ha molto, molto successo e a me piace molto. Cosa facciamo durante questa passeggiata? E quindi adesso vi racconto le storie. Andiamo a trovare o monumenti bellissimi dove ci sono coppie morte e coppie di defunti che o che si baciano per l'ultimo addio o che sono abbracciati o che si tengono per mano. E poi andiamo a trovare anche coppie che sono sepolte insieme al monumentale, che essendo state insieme anni, decenni, hanno poi scelto una sepoltura comune. E quindi da un lato le storie e dall'altro i monumenti. E quindi se tu vuoi, io ti ho mandato delle foto. Sì, ce le abbiamo. Ecco, quando tu mandi una foto, io racconto quella storia lì. Via. O il monumento o la storia. Ecco, questa è una delle mie preferite,
perché questo qui proprio sono due marito e moglie, e sappiamo anche che lui si chiamava Giovanni e lei Amelia, e sì, lei lo sta salutando praticamente sul letto di morte, vedi? Nel senso che lui, che Sì. evidentemente è una coppia di persone della borghesia, da come sono vestite e dal letto, che è un bel letto con delle trine, lui c'ha una bella camicia da notte con delle grandi maniche. E Giovanni Vittadini e Amalia Beretta, appunto, lei lo sta salutando e lui la guarda con occhi pieni di infinito amore, ed è incredibile come questa espressione di tutti e due nel marmo sia un'espressione reale, sia un'espressione viva. Chi verrà con noi a vedere queste opere vedrà proprio che questi due non sono... sì, è un istante bloccato nel marmo, ma è un istante di verità, perché vedi il loro sentimento, i loro volti esprimono quello che stanno provando, che è incredibile. Sì. Non sappiamo altro di questa coppia, se non che appunto quello che ho raccontato. L'opera è del 1906 e si chiama L'Estremo Saluto. E a me ricorda sempre, quando andiamo su quest'opera la recitiamo, la poesia che forse abbiamo già citato anche l'altra volta con te, quella di... no, non con te, l'ho citata mi sembra con un mio amico poeta, Maurizio Cucchi, un grande poeta che amo molto, e la poesia è: ho sceso dandoti il braccio almeno 1.000.000 di scale. Quella E ora che non ci quella sei, di Montale, sì. esatto, e ora che non ci sei è il vuoto a ogni A ogni gradino. gradino. No, l'abbiamo citata la volta scorsa, è vero. Ecco, sempre quella lì la raccontiamo perché è una delle poesie d'amore più belle, che appunto Montale dedica alla moglie che muore prima di lui e che ci vedeva poco, aveva degli spessi occhiali, e lui a un certo punto dice: sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue. Una meraviglia di poesia che dobbiamo appunto al nostro Montale. E quindi questa è di solito l'ultima... Secondo me è la più bella poesia d'amore che un uomo possa dedicare a una donna. Assolutamente, sono d'accordo con te. È la più bella poesia mai scritta in tema d'amore. Sono d'accordo, ce ne sono anche di altre bellissime, per esempio Neruda ne ha scritte di Sì, bellissime. per carità, ma qui c'è Prévert. tutto. E poi diciamo pure che al Monumentale è sepolta anche Alda Merini, che andiamo a trovare alla fine della passeggiata, che comunque ha scritto tante belle cose sull'amore. Direi. E quindi anche Alda Merini verrà ricordata durante questa passeggiata. Quindi questa è una delle tombe che io preferisco. Questa è una storia bellissima che piacerà a te. Allora, chi è questa signora? Vedo uno sterzo. Vedi uno sterzo, e è uno sterzo di Alfa Romeo, te lo dico già. Ah. Perché cosa succede? Aspetta che ho i miei appunti, perché non voglio, ogni tanto lo sai che mi devo aiutare con gli appunti perché non mi posso ricordare tutto. Allora, questa è una storia molto bella, perché questa signora qua, aspetta, dov'è che è finita? Eccola qua. Questa signora qua si chiama Giuliana Pini de Flavis, che morì durante il Rallye delle Dame di Sanremo, dove faceva coppia con la signora Margherita Fantaguzzi, alla quale il marito dedica un'altra opera, che questa è la De Flavis, che era al volante, lo vedi anche nell'opera, era al volante della Alfa Romeo, che si schianta durante questo Rallye delle Dame di Sanremo nel 1954, tipo, mi sembra che fosse il 54, e quindi c'è questo monumento che la ricorda proprio nella caduta, vedi, lei ha delle ali, sta diventando un angelo, perché sta diventando un'anima, ed è ancora alla guida della sua macchina. L'altra che era con lei, la Margherita Fantaguzzi, è una foto in cui c'è una donna abbastanza robusta in piedi con una fiammella in mano. Guarda se riesci a farla passare. Vediamo un attimo. Vediamo un momento se ce la facciamo. È sempre in bronzo, è una donna alta con una tunica e che tiene in mano una fiammella. Ci proviamo perché si è impelagata qua l'anteprima. Prova a vedere, ti dico se è quella. La devo chiudere un attimo e... ok, vabbè, allora comunque intanto io racconto che la signora Margherita Fantaguzzi era la moglie di un signore che si chiamava Franco di Conno. Infatti questa tomba, la tomba di Conno Fantaguzzi, era
primo importatore italiano di giornali tedeschi, e a un certo punto nel 1951, andando proprio in Austria, il Di Conno muore in un incidente d'auto e lei si dispera, fa fare questo monumento funebre che si chiama Amore Muliebre o Muliebre. Questo qua? No, è una donna da sola in piedi, non una Vediamo. coppia. Prova a vedere. No. È lei? Ancora. È lei, vedi? Questa donna così seria che incede, perché è lei che va verso il marito, perché da quando il marito muore, lei non si rassegna, non fa che dire voglio raggiungerlo, non vedo l'ora di raggiungerlo. E finalmente, in questo incidente di macchina, finalmente inteso alla francese, alla fine, lei muore con questa sua amica Giuliana Pini de Flaviis, partecipano a questo rallye, partono tutte contente, sono in testa. Il primo giorno, il secondo giorno ancora di nuovo sono in testa e a un certo punto, durante una discesa, non mi chiedere dove, anche se c'è un articolo che lo dice, un articolo che io ho di quell'epoca, durante una discesa la De Flaviis perde il controllo dell'Alfa Romeo e muoiono tutte e due. E quindi è una storia d'amore molto bella, perché la De Conno, per l'appunto, da quando muore il marito non vede l'ora di tornare da lui, la Fantaguzzi, e lo dice spesso, lo dice alle amiche, lo dice a tutti, e alla fine questo succede. E quindi è sepolta anche lei con lui. Ovviamente c'è una bella foto di loro due sulla tomba, è una tomba molto romantica, diciamo. E quindi vedi, ci sono anche i fiori gialli, sempre, ci sono sempre i fiori, si vede che ci sono degli eredi, ci sono dei figli. Sì. Quando vedi i fiori freschi capisci che la tomba è ben accudita, perché le tombe abbandonate sono veramente tante al Monumentale. E immagino Benino. metteranno anche una grande tristezza. Esatto. Allora adesso questa qui è una delle tombe più famose del Monumentale, e soprattutto quella che rappresenta proprio l'amore nella sua accezione, perché è un ultimo bacio. Attenzione però che secondo me, ma questa è la mia interpretazione e poi vi spiego perché, questa è una tomba dove il ragazzo, che è un bellissimo ragazzo giovane che sta morendo, e ci sono dei dettagli della tomba, come per esempio le stringhe delle scarpe, non so se riuscite a vederle, si vede proprio sotto il sudario, si vedono le scarpe, le stringhe. Lo vedi? Eccole lì, Lo vedi? sì. Sì, Perché qua. Emilio Cotrelli era un grande scultore, uno scultore che fa delle opere veramente molto belle, tra cui questa. E la ragazza, la donna, la figura femminile, non è come in molte rappresentazioni del Monumentale una donna in abiti borghesi, perché il Monumentale è un cimitero che nasce per la borghesia milanese. Ci sono pochissimi nobili, veramente pochi, aristocratici, e poi c'è un filone di arte sociale dove sono rappresentati i contadini, gli operai, eccetera, eccetera, ma quest'opera qui è particolare perché il ragazzo moribondo, che tra l'altro ha tratti berniniani come tipo di statuaria, è trattenuto fortemente dalle mani della donna che lo sta baciando. Sì. Ma la donna che lo sta baciando non è una rappresentazione realistica di una persona vera, perché ha una bandana in testa, i piedi nudi e è vestita con uno scialle, non è un vero vestito, cioè non è Infatti. abbigliata come sono abbigliate le persone ritratte nella loro realtà al Monumentale di solito, quindi in abiti o di lavoro o abiti appunto borghesi. È un abbigliamento strano, diciamo di tipo popolare, come se lei fosse un appunto del popolo, oppure, come intendo io, come se fosse un personaggio simbolico, e cioè rappresenta la morte. La morte, sorella morte, come diceva il nostro caro patrono, sorella morte che si sta portando via sto ragazzo, tant'è che lo tiene forte per chi verrà alla passeggiata. Tra l'altro devo dire che è prenotazione obbligatoria, quindi poi dirò dove prenotare se qualcuno dei nostri ascoltatori volesse venire. Proprio tiene saldamente questo ragazzo e lo bacia, ed è l'ultimo bacio, è il bacio della sorella morte. Questa è la mia interpretazione, perché non è una scena reale, capisci? È abbastanza plausibile. Ecco,
Quindi è l'ultimo bacio, è l'ultimo bacio della morte, più di così al Monumentale non potresti raffigurarla. Questa invece sappiamo chi era, perché la tomba dell'ultimo bacio è la famiglia Volonté Vezzoli, di cui non si hanno tracce, perché al Monumentale ci sono famiglie ancora oggi conosciute e famose. Faccio un esempio: Pirelli, Feltrinelli, Campari, Mondadori, Falk, ma ci sono anche famiglie che all'epoca evidentemente avevano risorse notevoli per potersi permettere una tomba a perpetuità al Monumentale, che però non sono passate alla storia come famiglie. Poi ci sono anche famiglie magari di imprenditori più piccoli, che non sono Campari, Motta e quelli lì, ma tipo come si chiama? C'è i Goglio, che sono degli imprenditori quelli che hanno inventato lo shopper, cioè avevano come si dice, una fabbrica di imballaggi, e sono quelli che inventano di mettere le pubblicità sugli imballaggi e creare gli shopper. E quindi una famiglia che comincia con un'azienda piuttosto banale, invece diventano molto importanti e anche molto facoltosi, tant'è che hanno un'opera di Gio Pomodoro sulla loro tomba, perché fanno questa bella invenzione, no? Nessuno ci aveva pensato prima. E quindi ci sono tombe appunto di persone famose, di persone meno famose, o di persone come questa, Maria Beruccini, che abbiamo ricostruito la storia. Chi era Maria Beruccini? Maria Beruccini muore a 24 anni ed era la modella di un scultore che si chiamava Piero da Verona. Piero da Verona era il fratello di quel Guido da Verona, romanziere decadente alla D'Annunzio, un D'Annunzio minore, chiamiamolo così. Aveva poi un altro fratello che si chiamava Alberto, che era un famoso pilota, e poi c'era lui, Piero da Verona, che faceva lo scultore. Lo scultore Piero da Verona ha una modella molto bella, molto giovane, che si chiama Maria Beruccini. E Maria, il suo maestro, sembra, abbiamo ricostruito così, hanno una relazione. Ma Maria a 23 anni muore, e muore probabilmente, e ti spiegherò perché, muore suicida, perché sulla sua tomba, vedi, si legge: non dire ad alcuno perché sono morta, perché un tempo la sepoltura cattolica veniva negata ai suicidi. Sì, E fino quindi, al Concilio Vaticano II, fino alla metà degli bravo, anni 60. bravo. Ma una curiosità: tu lo sapevi che non si potevano seppellire le persone colpite da un fulmine? No, Fino a un questa la certo sto sentendo adesso. Sì, le Anche persone perché, colpite che da un io sappia, è San Giovanni quello che si invoca mentre ci sono i fulmini. Tant'è vero che in Sicilia si dice "Sumbiru lampum chiamare a San Giovanni", fino a che non vedi il fulmine non chiamare inutilmente San Giovanni. Che poi San Giovanni sono due, lo sai, no? Uno si celebra in giugno e uno in gennaio. Sì. Io intendo quello di giugno. Uno è l'Apostolo e l'altro il Battista, se non Esatto, ricordo male. l'Apostolo. L'Apostolo. Vabbè, quindi non si potevano seppellire i colpiti da un fulmine, pensa poveretti. Già la sfiga di essere colpito da un fulmine. Maria Beruccini probabilmente è suicida, muore all'ospedale ginecologico di Milano, alla clinica ginecologica di Milano, e sembra che avesse inghiottito dell'acido solforico, quindi per quello si pensa appunto che si sia suicidata, cioè si sa. E il fatto che fosse alla clinica ginecologica ci fa pensare che forse era incinta questa ragazza, quindi o aveva abortito, o era incinta e non voleva il bambino, o lui, il suo maestro, non ha voluto riconoscere il fatto che diventava padre, quindi gli ha detto no, io il bambino non... Insomma, deve essere stata una tragedia, per cui lei a un certo punto decide di uccidersi. E il Guido da Verona le scolpisce questo monumento funebre, che è il monumento più sensuale del Monumentale, perché lei è riversa, con le braccia alzate, i seni al vento, il viso qui non si vede, ma è in un'estasi molto terrena, per dirla con una parola di uso comune, è un viso di una persona che sta avendo un orgasmo, e non un orgasmo mistico, un orgasmo proprio terreno. Poi è scoperta fino all'inguine, proprio fino al limite delle sue parti più intime,
E la cosa strana è che al Monumentale c'è sempre stato, adesso è un po' cambiata la cosa, non è più così come una volta, ma c'era, e sicuramente a quell'epoca, siamo negli anni 20 mi pare, o 30, c'era una commissione artistica e una commissione che valutava le opere anche sotto il profilo della decenza, chiamiamolo così. Quindi venivano bocciate delle opere che venivano considerate scandalose e invece questa passa. Forse perché l'autore era talmente importante all'epoca che riesce a farsi dare il nulla osta. Il motivo per cui una ragazza borghese, perché lei comunque abitava in Corso di Porta Romana e quindi apparteneva comunque a un ceto perlomeno medio, viene fatto un monumento funebre così scopertamente erotico, è piuttosto strano. C'è chi dice che era perché Guido da Verona, essendo appunto l'artista per cui lei posava, riesce a imporre questa scultura alla famiglia, perché si dice che la famiglia non aveva i mezzi per pagare la scultura e lui invece la fa gratuitamente in omaggio alla sua amata defunta, ma decide lui che cosa vuole, come la vuole rappresentare. Perché pare che questa famiglia fosse sì una famiglia abbastanza in buona salute economica, ma c'erano 8 figli, così si sa, e quindi forse non avevano avevano i soldi per prendere il terreno per la tomba, ma forse non per pagare un artista del calibro di Guido da Verona, il quale invece fa spontaneamente quest'opera e la regala alla famiglia, ma decide lui come rappresentare Maria e la rappresenta in questa, che poi è bellissima quest'opera, è stupenda, non ha niente di volgare, cioè non ti suscita vergogna, ti suscita semmai un po' di pudore, perché la vedi così abbandonata, così disperata, così Esatto. nuda, così in un attimo che è il passaggio tra la vita e la morte, che in questo caso è proprio un'estasi. Sai che le estasi di Santa Lucia o di varie sante sono state sempre rappresentate come momenti molto simili a questo, no? L'estasi di Santa Lucia, che se non erro è del Bernini, perdonatemi se dico una stupidaggine, c'è proprio un volto di una persona che sta provando un grande piacere erotico, e anche lei ha questa espressione, quindi chi verrà a fare la nostra passeggiata potrà anche ammirare il suo volto. Ha lunghissimi capelli che passano anche sotto le braccia e queste braccia verso l'alto proprio abbandonate, lei è proprio abbandonata nel momento in cui abbandona questa vita. Quindi Maria Beruccini è un'opera molto importante. Aspetta che devo bere un goccio d'acqua perché mi è venuta. Ecco, passiamo ai coniugi rossi. Eccoli qua. I coniugi rossi sono una coppia di persone. Lui si chiamava, adesso ti dico anche come si chiamava lui, come si chiamava lei, che dovrei ricordare, dovrei averlo scritto. Vabbè, adesso ci arrivo. Questa è un'opera di Giannino Castiglioni. Giannino Castiglioni è un importantissimo scultore milanese, padre di quei 2 architetti, designer, 3 in verità, ma 2 sono passati alla storia, Achille Castiglioni e Pier Giacomo Castiglioni, che sono stati 2 designer molto importanti del periodo d'oro del design italiano e milanese. E Giannino Castiglioni disegnava incideva medaglie, era un medagliista per la ditta Johnson, una ditta che esiste tuttora, che fa medaglie tuttora, e tra l'altro la tomba dei Johnson è lì vicino a questa qua. E Giannino Castiglioni ha fatto oltre 80 tombe al Monumentale, in bronzo e in marmo, e questa è una grande medaglia, è un'opera che ha, fai conto, 50 centimetri da terra, quindi la guardi dall'alto. È una grande medaglia tonda su una base di serpentino verde, di marmo serpentino verde. Ci sono questi 2 sposi che si tengono per mano, e poi parleremo di questi che derivano esattamente da questi. E questi 2 sposi sembra che siano i genitori di Giannino Castiglioni come modelli, perché lui usava sempre dei modelli dal vero. E quando si guardano queste opere si vede proprio la sua abilità di incisore, perché proprio noti come lui abbia lavorato con delle punte finissime. I 2 coniugi si tengono per mano,
hanno un sudario che li copre e poi c'è un angioletto che qui non si vede che trascina il sudario e i due sposi verso l'aldilà. L'opera si chiama Onora il padre e la madre e ispirerà la Senti, seconda ruoto la opera. foto così li possiamo vedere anche da Ecco. questa prospettiva. Sì, esatto. Io l'ho fatta dall'altra e quindi la faccio sempre vedere dall'altra, ma così si vede anche molto bene. È un'opera molto suggestiva, molto grande, un'enorme medaglia. E da quest'opera trae ispirazione un altro artista che si chiama Riccardo Pitter, che è questa. Qua invece la storia, anche qui, è intrigante, perché chi sono questi due? Intanto Riccardo Pitter appunto si ispira ai Coniugi Rossi e fa un'opera molto simile, solo che è un altro stile, vedi? Questo è uno stile molto più classicheggiante. Lei è la moglie di lui, partiamo da lui, si chiama Giorgio Maroni ed è un imprenditore che muore a un certo punto e la moglie nella Regini in arte Ilka Scarneo fa fare quest'opera dal scultore Riccardo Pitter, che è uno scultore molto bravo, che ha fatto anche lui tante opere al Monumentale, di cui noi conosciamo la figlia Giuliana, che è una nostra carissima amica, che anzi viene spesso alle nostre passeggiate perché ama molto il Monumentale, anche appunto come museo delle opere di suo padre, che non è conosciutissimo dai più, però è un artista molto molto importante. E commissiona nella Regini in arte Ilka Scarneo quest'opera a Pitter. Chi era nella Regini in arte Ilka Scarneo? Nella Regini era una cantante di operetta, bellissima. Sai, le operette hai presente com'erano, no? Le operette erano degli spettacoli in musica che si chiama proprio operetta perché non è melodramma, non è canto operistico, ma è un canto molto più leggero e molto più cantabile per l'appunto. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. E Ilka Scarneo diventa una star dell'operetta milanese, tant'è che sembra che anche Mussolini, che la vide durante uno spettacolo, si innamorò di lei e questo suscitò la gelosia della figlia di Mussolini, che si chiamava Edda, la quale era molto gelosa del padre. E, vabbè, lei ha questo grande successo perché interpreta le operette più importanti della sua epoca, che erano Il Paese dei Campanelli, Shangri-La, Cincillà, perché lei faceva parte della compagnia di questo Leon Bard, che era un conte che aveva messo su una compagnia di operette e lei era la star, no? Un po' come Wanda Osiris, fai conto. Ecco. Si chiamava Carlo Lombardo dei Baroni di San Chirico ed è seppellito anche lui al Monumentale. Aveva lo pseudonimo di Leonbardo di Leblanc e trasforma nella Regini in una star appunto in tutti i teatri italiani, per cui arrivavano da tutta Italia per vederla. La sua interpretazione più importante era Scugnizza, e poi appunto Il Paese dei Campanelli, Cincillà, eccetera. Quando muore, aveva già fatto fare quest'opera per lei e il marito, si era ritirata dalle scene da moltissimo tempo, era una di quelle che aveva capito un po' come Greta Garbo che non devi logorarti sul palco perché sennò poi quando non hai più voce o non sei più bella, non sei più giovane, vai incontro un declino alla Viale del Tramonto, no? E quindi lei si ritira molto presto nel mezzo del suo splendore e quando muore lascia tutti i suoi averi, che erano ingenti, non aveva figli, alla casa di riposo per musicisti Giuseppe Verdi. E infatti eccola qua nella Regini in tutto il suo splendore. Eccola qua, sì, bravissima, vedi com'era bella. Nei panni della Fornarina, effettivamente una bellissima donna. Bellissima donna nella Regini. E quindi questa è la tomba di Nella Regini. Poi proseguiamo. Cosa abbiamo ancora? Aspetta che cambiamo effetto per i nostri radioascoltatori.
Vediamo un Senatore, attimo. cosa facciamo vedere? Adesso gli facciamo vedere questo, a posto. Ripartiamo, tac, questa qua, ecco qua. Ecco, qui abbiamo una Anna coppia Kulishov e famosissima. Filippo Turati. Esatto, Anna Kulishov e Filippo Turati. Allora, come vedi, questa qui è una tomba molto particolare perché è un grande masso erratico. Massi erratici sono quelli che vengono giù dai ghiacciai, no? È coperto di edera e sopra ci sono incisi i nomi di Filippo Turati, di Anna Kulishov e di Adele Turati, che credo fosse la sorella di Filippo, non ho mai capito Sì. chi sia questa Adele. Anna Kulishov era una russa bellissima, che a un certo punto va a studiare a Lugano, poi conosce, come si chiama, l'anarchico Andrea Costa, dal quale avrà una figlia, e a un certo punto della sua vita, prima si laurea in medicina, ha diversi arresti perché lei è una rivoluzionaria di quelle che non rifuggono dall'idea che si debba usare violenza per difendere gli operai e, insomma, e le classi più disagiate. Lei nasce Anna Kulishova, che poi cambierà in Kulishov per scampare appunto alle persecuzioni, perché i russi la cercheranno e la perseguiteranno. Lei a un certo punto deve tornare in Russia, però la processano, però riesce a scappare in Svizzera. E appunto cambia il suo nome in Kulishov, così le spie russe del KGB, non so se fosse già all'epoca ci fosse il KGB, non riescono a ritrovarla. Nel frattempo ha questa figlia con Andrea Costa. Con Andrea Costa poi la storia finisce, nel frattempo si laurea in medicina e lei fa una cosa molto importante. Oltre a essere chiamata poi la dottora dei poveri, perché lei curava gratuitamente le donne della classe operaia, proletarie, non si faceva pagare, ma lei scopre il motivo per cui ci sono così tante morti dopo il parto, subito dopo il parto, di mamme e bambini. Una scoperta che in Austria aveva già fatto un famoso medico che si chiamava Semmelweis, il dottor Semmelweis, il quale aveva scoperto la stessa cosa prima di lei e aveva anche cercato un rimedio, così come lo cerca lei. Perché a cosa erano dovute queste morti subito dopo il parto? Erano dovute al fatto che gli uomini medici, perché all'epoca donne medico ce n'erano pochissime, stiamo parlando fino 800, primi 900, Semmelweis un po' prima e lei un po' dopo, passavano da un malato o dalla sala autoptica al parto senza fare nessuna operazione di sepsi, cioè non si lavavano neanche le mani, per capirci. E quindi se per caso poco prima avevano inciso un ascesso o fatto un'autopsia o messo le mani in qualcosa di contagioso, ecco che i batteri passavano direttamente alla partoriente e alla puerpera che moriva. Quindi lei scopre questa cosa anche lei in concomitanza con Semmelweis. Quando lei muore, dopo essere stata 40 anni con Turati, alle sue funerali al Monumentale intervengono dei facinorosi che non vogliono che lei abbia una cerimonia fatta bene, e quindi fanno un sacco di disordini, rompono le corone, eccetera. Il suo amore con Turati è un grandissimo amore che non è legato solo alla loro passione sentimentale. Tra l'altro Turati non era bello, era piccolo, era bruttarello, e quando incontra Anna Kulishov, che invece era bella, imponente, elegante, una russa stupenda, una slava stupenda, lui dice: ma lei non mi guarderà mai, e insiste, sai come a volte succede, insiste a ronzarle intorno finché lei si accorge di lui e si innamorano e saranno i fondatori di Critica Sociale, che è il giornale lui è il fondatore uno dei fondatori del Partito Socialista Italiano. Quindi fondano Critica Sociale, che mi pare l'anno scorso, 2 anni fa, ha fatto i 130 anni, e la redazione di Critica Sociale nel loro appartamento, loro abitano sopra il Camparino in Galleria Vittorio Emanuele. Anna morirà prima di Turati. Turati a un certo punto dovrà andare esule in Francia perché rincorso dal fascismo, e morirà in Francia nel 1933 e tornerà in Italia, verrà seppellito qui con Anna solo dopo il 1945. E le sue ceneri torneranno a Milano insieme a quelle di Claudio Treves,
che è un altro che andremo a trovare durante la passeggiata, Claudio Treves, che era anche lui esule a Parigi, che morirà nel 1933, Turati nel 1935, mi pare, insomma in quegli anni lì, a pochi anni di distanza, e entrambi le loro ceneri ritorneranno a Milano insieme nel 1945. Turati verrà seppellito con Anna e invece Claudio Treves verrà seppellito nel tempio crematorio insieme alla moglie Olga Levi. Questa cosa è strana perché gli ebrei non vogliono essere cremati, loro vogliono essere tumulati, possibilmente vorrebbero in terra senza neanche il feretro, ma comunque non vogliono essere cremati. E invece Claudio Treves e Olga Levi Treves si fanno cremare e sono in una bellissima urna al tempio crematorio. E dietro di loro c'è un mosaico con due fiamme rosse molto vivide che si incrociano e sotto c'è scritto morti in diverso esilio, insieme ci aspettano qui, morti in diverso esilio perché Claudio Treves muore in esilio a Parigi e lei invece era fuggita anche lei per le leggi razziali, lei era figlia di una ricca famiglia veneziana, andò in esilio per le leggi razziali, quindi si separarono, non si videro più e morti in diverso esilio, uniti ci aspettano qui. E quindi questa è una coppia che riposa insieme, no? Perché la mia passeggiata si chiama Fino a che morte non vi riunisca Certo. e non fino a che morte non vi separi. Poi tu fai vedere giustamente Dario Fo e Franca Rame, i quali sono seppelliti insieme. Abbiamo ancora un attimo di tempo o no? Sì, ancora un pochino. Ecco, allora quando Franca Rame morì nel 2013, mi ricordo che con il direttore del Monumentale andammo nella cripta del Famedio, perché loro riposano nella cripta che è sotto il Salone del Famedio, che è questo grande tempio che c'è al Monumentale, che non è una cripta sottoterra, è a piano terra, e lì ci sono questi colombari. I colombari sono le tombe a muro che non hanno un monumento e sono tutte uguali nella cripta del Famedio, tranne i due monumenti, ma per il resto sono tutti uguali. Franca Rame muore nel 2013 col direttore del Monumentale che io ricordo con affetto, si chiamava Giuseppe Iascone e morì proprio mentre lavorava di infarto all'improvviso, abbastanza giovane. Andammo a cercare il posto dove mettere il colombaro per Franca Rame e lui voleva, e così fece, trovare un posto che avesse al di sopra o al di sotto o vicino un altro posto libero, perché sapeva che prima o poi, perché purtroppo a Livella certo. moriamo tutti, che sarebbe arrivato Dario Fo, che arriva 3 anni dopo e infatti è esattamente al di sopra di lei. Questa è un'altra coppia che è molto conosciuta. Allora, l'aneddoto carino che si racconta del loro incontro è perché lavoravano tutti e due a teatro, nel teatro Franco Parenti, di Franco Parenti, che allora si chiamava Pier Lombardo, credo. Non so se si chiamava no, non si chiamava Pier Lombardo. Pier Lombardo viene fondato negli anni 70. Vabbè, insomma, lavoravano a teatro e lui si era licenziato dal suo posto di lavoro, che era uno studio di architettura. Lei era figlia di una stirpe di burattinai. Poi c'è la sorella di Franca Rame, Pia Rame, è stata una delle più famose costumiste di teatro italiane, no? Sì. Quindi avevano tutto il teatro nel sangue. Lei come figlia di burattinai e marionette e lui voleva fare teatro e quindi si licenzia, però è povero in canna. Allora cosa succede? Che una sera Franca, che l'aveva adocchiato e lei aveva adocchiato lui, gli dice perché non andiamo a mangiare insieme, andiamo a cena insieme? E lui dice no, assolutamente. E lei ci rimane un po' male perché dice, insomma, questo qui, insomma, poi lei era bella come il sole, e mentre lui non era proprio un edone. E dice no, lascia perdere. Insomma, alla fine confessa che non ha i soldi per andare a cena. All'epoca anche tra le coppie così evolute politicamente probabilmente si immaginava che fosse l'uomo a pagare, penso io, o comunque a pagare almeno per se stesso. E lui dice no, io non posso, non ho soldi. E lei gli dice ma no, non ti preoccupare, offro volentieri io perché mi piace molto dar da mangiare ai randagi e ai disoccupati, lo dice ridendo, e allora vanno a mangiare. Vanno a mangiare, poi lui l'accompagna a casa, quando arrivano sotto casa di lei, lei dice ma io non ho ancora voglia di andare a casa perché si stavano innamorando, no? Quindi non volevano separarsi.
Allora lui dice, va bene, allora andiamo a fare una passeggiata e vanno verso il castello. Vanno al castello e il castello sai che intorno c'è un fosso, no? Sì. E restate, si sistemano nel fosso a guardare la luna, a guardare le stelle e intanto si innamorano sempre di più. E lui a un certo punto dice, beh, speriamo che non aprano l'acqua. E lei diceva, no, ma figurati se aprono l'acqua, è estate, fa caldo, c'è la siccità, non apriranno sicuramente l'acqua, in quel momento viene aperta l'acqua e loro Evviva! e vengono completamente bagnati e questo praticamente è il loro battesimo d'amore, diciamo così. E adesso anche loro riposano insieme perché la morte li ha riuniti. E qui Poi, concludiamo. Concludiamo con Giovanni Pesce e Onorina Brambilla, che è un'altra storia meravigliosa. Giovanni Pesce era un capo, come si dice, un partigiano, no? Allora, Giovanni Pesce era conosciuto col nome di Visone. Visone era il luogo dove era nato. Prima aveva un altro soprannome, sai che i partigiani avevano tutti sempre dei soprannomi, no? Allora, Giovanni Pesce si impegna in politica perché suo padre era un minatore, quindi si occupa appunto degli operai, della classe operaia, e gli viene una forte coscienza politica e si iscrive a un certo punto al Partito Comunista. A un certo punto va a Parigi per una trasferta e sente un comizio di Dolores Ibarruri, che era La passionaria. funzionaria comunista importantissima. E la Ibarruri fa un appello ai giovani di andare ad arruolarsi nelle brigate internazionali che combattono il generale Francisco Franco in Spagna. E lui infatti parte nella fila della brigata Garibaldi e partecipa a diverse battaglie, alla battaglia della Valle dell'Ebro, di Guadalajara, viene ferito, eccetera, eccetera. Finito questo, torna in Italia e viene arrestato e mandato al confine a Ventotene. E lui a Ventotene matura completamente la sua formazione politica. Poi ti devo dire una cosa prima che finiamo di Claudio Treves, perché mi sono dimenticata una cosa molto divertente. Allora diventa un comandante partigiano, prima si chiama Ivaldi, poi si chiama Visone e la sua luogotenente, perché definirla staffetta è un po' riduttivo, si chiamava Onorina Brambilla. Onorina Brambilla, figlia anche lei di operai antifascisti, col nome di battaglia Sandra, perché tutti loro avevano dei nomi di battaglia. Comincia tra di loro una storia. A un certo punto succede che in piazza Argentina Giovanni e Nori sono insieme e viene fatto un agguato per catturare Giovanni, ma invece viene catturata lei. Viene catturata lei che poi viene torturata e poi viene mandata nel campo di prigionia di Bolzano, dove rimarrà fino al 45 e nel frattempo anche lui credo che si era dato la macchia come partigiano, quindi vengono separati. Finita la guerra, dopo la liberazione, Onorina torna a Milano a piedi da Bolzano con degli altri compagni, passando dal Passo del Tonale, dalla Val di Non, eccetera, e non ha più notizie di Giovanni. Però un giorno che c'era una sfilata per l'appunto della liberazione dei partigiani sotto casa sua, lei si affaccia al balcone a vedere sfilare tutti questi ragazzi e uomini e riconosce Giovanni tra i manifestanti. Allora si butta in strada, lo rincorre, cioè sono io, sono Onorina, Giovanni, Onorina, e insomma si amano, si abbracciano e poi si sposeranno. E da allora in poi la loro militanza continuerà nel fare comunque politica insieme. No, ti volevo dire questo che prima mi sono dimenticata, che è molto divertente, perché Claudio Treves sfidò a duello Mussolini. Allora, il fascismo proibiva i duelli, ma nonostante questo, nel 1915 Treves sfida, anzi credo che sì, lui sfida Benito Mussolini, prima fa una serie di articoli contro Mussolini, Mussolini si imbizzarrisce, si insultano, eccetera, eccetera, e finalmente viene fatto questo duello che si svolge all'Albicocca di Niguarda. Fu un combattimento alla sciabola con 25 minuti divisi in 8 assalti, nel quale si ferirono a vicenda
Al termine dell'8º assalto, i medici che erano presenti dicono: no, basta, adesso non potete più andare avanti perché siete ferite. Lui era ferito 3 vesi alla fronte, all'ascella, non so se era riuscito. Sì, era riuscito a colpire il duce, il futuro duce, perché siamo nel 15. Quindi Mussolini all'epoca era socialista, non dimentichiamolo, no? Era nella redazione dell'Avanti. Comunque riesce a ferire il futuro duce all'orecchio e niente, basta. Questa è una storia abbastanza divertente, che ci fu questo duello fra i due il 29 marzo del 1915 per l'esattezza. Ecco, Bene. e con questo poi avrei altre coppie di cui raccontare, ma adesso è finita il tempo e poi, come si dice, chi volesse venire, ecco, ricordo, chi volesse Come venire, ci si scrive? che ci si scrive scrivendo a prenotazione @amicidelmonumentale.org e gli viene raccontato da Lalla Fumagalli, che è la vicepresidente dell'associazione, tutto quello che devono fare. C'è un obolo da pagare che è complicato perché le passeggiate sono riservate ai soci, ma comunque Lalla gli spiegherà tutto. Se volete venire, abbiamo già 21 adesioni, quindi un bel gruppo, e quindi se qualcuno vuole venire deve registrarsi nella prima parte della settimana. Comunque la passeggiata è sabato 15 alle 10:40. Benissimo. Grazie Carla e insomma buona Grazie a passeggiata. te, grazie agli ascoltatori come al solito, spero di averli divertiti con queste storie d'amore. Credo proprio Perché di sì. non ci si pensa di celebrare San Valentino al Monumentale. Penso che una no. volta una coppia ci ha proprio chiesto di fare la passeggiata solo loro due. Che meraviglia. E Esatto. allora poi ci racconterai lunedì prossimo com'è andata. Grazie. Esatto. Lo sciopero potrebbe demotivare diverse persone. Vedremo. Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi. E la gente che vive, che lavora, che si diverte, che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo, arrivi dove vuoi. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.